assessori, colleghi consiglieri. Oggi la stampa è stata direi vivace, forse un eufemismo, perché molte notizie non possono che destare molta preoccupazione in tutti noi. La prima notizia che voglio dire oggi è quella relativa al sequestro dell'Empire e a tutto quello che ne consegue. La scorsa settimana, 5 persone, pochi giorni fa, era stata inaugurata a Catania la Sala degli Artisti, un luogo insieme al imprenditore, il signor Di Sella, proprietario o comunque imprenditore dell'Empire, che aveva avviato una serie di attività insieme al Comune di Catania. Queste attività sono state definite dal Sindaco una programmazione che consentirà alle forze migliori della città di esprimersi ai cittadini e a tutti seguire poi il prezzo delle proprie. L'assessore Nicandro aggiungeva questo, che era il nuovo Cavanza, la sinergia pubblico-privata riempie la città di contenuti. Il segno del nuovo è l'accensione in diverse zone di Catania di tanti piccoli focolari culturali, a prescindere dal fatto che il sequestro dell'Empire e il suo prenditore, a quanto pare, la presa sempre dalla stampa, fossero già inquisiti dal 2006, quindi l'amministrazione aveva tutto la possibilità di conoscere questa situazione. Appare sempre molto preoccupante anche perché dalle immagini che ci consegna la stampa c'è una familiarità eccessiva da alcuni membri dell'amministrazione del sindaco. L'assessore Nicandro, altri personaggi che a tutti noi noti e il signor Di Bella. Il signor Di Bella è oggi il procuratore generale il prestanome del boss ieri del Campillera. È una situazione sicuramente preoccupante e auguro che con grandissima forza si riesca a prendere le distanze da questa vicenda. Non condanno, io non so come andrà a finire la vicenda giudiziaria del signor Di Bella, è anche vero che l'Empire fa cultura, o se così si può definire, perché non credo che non sia quello culturale che dobbiamo guardare da più lustri nella città di Catania. Pensare che il nuovo passi da quel tipo di cultura culturale è una visione particolarmente miope, e questo credo che la città deve vedere al futuro, iniziare a guardare al futuro e le energie nuove, e il nuovo che deve essere sprigionato non è sicuramente quello rappresentato da quel tipo di offerta culturale e da quel tipo di cultura imprenditoriale.